Buonasera a tutti, bisogna voi, te non di oggi, di due, mm, tre, scusate, Natale, due messa e 20 bastero. Bene, cominciamo diretto che come si presenta a dire, danno una baita teda a Succhele, a Said, e così presenta Diego, e beh, fatelo una neoleda bassa, batta, chi l'este un po' Karazhan, Zaid, però insomma hanno queste cose di Afiku, su che lo este, cominciano a si liberare o perlomeno basta area agera de BIT non sempre sposo evidente, insomma. Poi dimostrano una su Salavallo. Ecco, questa è un'altra fotografiata, un pacco da posacurso e andiamo vedete su Salavallo, che non narra, ecco, che questa cocolatura legge si incarna attraverso mesodie però dopo verso Zaldua, Sastre, tornata a cucuzzare, non pacca, salvato e spalazzare, eccetera, eccetera. E stagoi, cucuzzane e scucuzzane. Oye, zappato, batto di che grado, so, temperatura massima 7 gradi, la minima. Grasa invece a Mosù, domenica, allora in parte cucuzzato viene la salvecchia e poi coculato su tutto viene la salduara che torna a spalazzare un pacco e resta meso coculato 3 gradi al massimo 7 gradi minimo. Bene, cominciamo diretto chi appuntamento chi bisogno e dimos ecco vamos l'appuntamento sportivo a questa scrasa Domenica Battordi che Bittese San Marco Cabras giocano in bici in stadio Pedro Burrai Zalolese invece giocano in Silanus giocano in Foras sempre a Sastrese de Ortaedie de Sabittese del denaro che ha cambiato allenatore e chi è stornato Pietro Cano insomma insomma è affiancato da Pier Giorgio no, che non è scritto su resto quindi non che gli azzardare chi gli ha che te de supporto a Pietro Cano insomma bene tornato Pietro Cano e Crasa tornato a giocare da Bittese io purtroppo non posso dare la diretta e va bene insomma mentre la satera via che so in Domus Bombas poi vamos appuntamento che in cinema questo è oggi sabato 3 a Sasotto di Ortaedie beste commentatore Natalino Piras e Carlotta Luccato e a che parte questo è il caso Spotlight vincitore del premio Oscar a che parte sarà rassegna cinematografica tra vita, morte e televisione, immagini per pensare. Non riescono a nulla, che non mi hanno mandato nulla e quindi, vabbè, pazienza. Non scode quale argomento, però non ho proprio tempo di me la baitare. Bosamento chi l'associazione Bitart commenta Donzano o Carnopolo che ha questa terza edizione iscrive una lettera a Sonennedo rassegna letteraria ed artistica a tema libero rivolta ai bambini e ragazzi da 0 a 99 anni. E tocca da consegnare la letteretta entro il 21, cioè da 21 di dicembre da Saldecche in poi. Tocca di andare all'impostaria oppure l'inviare pro posta elettronica a Bitart crocchedatiscali.it la sede nuova est in via Galilei cioè praticamente parte bassa dessa ex giudice di pace poi dell'uvola vamos su cartellone ma vamos all'appuntamento in questo diese non battate l'appuntamento, se andiamo da innanzi, prima pagina della Unione Sarda, a passo lento nelle strade del Natale, cantieri e deviazioni a Cagliari rendono la caccia al regalo una corsa ad ostacoli. Poi vamos Bergamo
la carica a Bergamo, la carica del Cagliari contro l'Atalanta, insomma. L'Europa congela i beni russi, 210 miliardi per ricostruire l'Ucraina. L'Ucraina sempre, in cui avevamo sempre, proprio come collega in un articolo, e commente Zelensky è stata cercare una fotografia proprio in un belorusso non l'aveva già conquistato. Praticamente in 2 anni sono avanzato da 40 km, vedete che dai Nocche a Ottana, ma ne manco, insomma, ecco una cosa gai. Quindi, in tutto questo morto che bisogna stato assai può conquistare tutta l'Ucraina, non dirà bastare chi vantanno. Andiamo da innanzi, la nuova operazione Salva Banoa, intesa tra regione e comuni. Questa è una situazione spinosa, l'abbiamo scontata tanto via, sarà restituito il maxi prestito di 213 milioni, così si sbarra l'ingresso dei privati. E proprio poi questo concordamos in preno, concordamos che si seppero di questa regione ed è a Banoa è un bene pubblico, cioè è una cosa veramente nuova che Sabba si è vista come un bene nazionale sardo e quindi va fatto un gestore nazionale sardo alla gestire e non so privato, che lo abbiamo fatto solo po' profetto, mentre in Banoa è un servizio e il suo servizio è andato a pareggio e non a profetto. Va bene, va bene. Andiamo scomodare innanzi, Dolce Nera e gli Stentales in piazza per il brindisi di Capodanno a Bitti. 10 giorni di eventi, comincia il ricco programma delle corte di Natale. Le corte di Natale, io questa cosa li schiappo dai prima, caso estensore del suo piano di sicurezza, però non lo potevo ponere, ma come diventata ufficiale. Grande attesa a Bitti per il concertone di Dolce Nera e degli Stentales per il Capodanno, un evento. Nell'evento parte infatti il ricco cartellone delle corte di Natale, la storica rassegna invernale realizzata grazie al contributo della legge 7 della regione con una serie di appuntamenti dal 21 al 31 dicembre. Sarà proprio l'esibizione della poliedrica artista pugliese insieme alla band nuorese guidata da Gigi Sanna a far vivere al pubblico un'immersione fortemente esperienziale. Il programma si articolerà in 10 giorni di iniziative per grandi e piccoli, con concerti e proiezioni di film per bambini e ragazzi, valorizzazione dell'enogastronomia e tanti momenti di socialità religiosa e profana, le cui radici affondano nell'antica tradizione vitese. Un modo per fare comunità, ma anche per accogliere i visitatori, soprattutto il giorno di San Silvestro, quando alle prime luci dell'alba i bambini si muoveranno lungo le vie del paese per partecipare al rito di Sarina Capute. Dopo le 11 si apriranno le corte e i laboratori artigianali, i punti di storo e dello street food. Dal mattino sarà possibile visitare il museo multimediale del canto a tenore della civiltà pastorale contadina, mentre le note dei tenori e la musica di altre formazioni riecheggeranno tra i viottoli e le piazze del centro. Nel pomeriggio si terranno momenti di intrattenimento, i riti religiosi della tradizione. Si partirà con la messa del Te Deum nella chiesa di San Giorgio Martire per proseguire con le bulustrinas, la distribuzione bene augurale di monete benedette che Don Totò Nicosu lancerà sulla folla dei fedeli dalle finestre della casa parrocchiale. A chiudere il momento di raccoglimento religioso sarà l'uscita di Sunnenneggio, un'antica statuina del bambino Gesù che i devoti porteranno in processione fino all'area museale, attraversando i viottoli del centro storico con canti in sardo del vasto repertorio locale, rilanciati dal tenore romanzeso di Vitti. Corte del Natale taglierà il nastro domenica 21 dicembre, sì, con la terza edizione di Scriva una lettera sul Nenneggio,
per gli adulti che con ingresso libero a partire dalle ore 20:30 nel cinema Ariston lo spettacolo Christmas Concert della cantante Manuela Mameli, interprete moderna della tradizione sarda e con forti radici artistiche jazz, che sarà accompagnata da Davide Crabu alla chitarra e Stefano Piana alle Launedas. Alla mattina del 25 si terrà un'esibizione di zampognari per le vie del centro, mentre la sera di Santo Stefano nel salone parrocchiale l'associazione Achimus organizzerà la tombolata. Il 27 dicembre, sempre all'Ariston, dalle 20 con ingresso gratuito, sarà la volta della musica gospel con un concerto della formazione internazionale Florida Fellowship Super Choir. Il 30 dicembre andrà in scena invece la rassegna finanziata dalla Camera del Commercio di Nuoro, Natale nel cuore della Sardegna, appuntamento in piazza Sproni alle 17:30 con l'accensione dei fuochi e la discesa di Babbo Natale con la distribuzione dei doni per i bambini. Alle 18:30 a cura delle Speleo Club di Nuoro appunto la discesa di Babbo Natale. Dalle 19:30 organizzata dall'associazione Candele dei Vizi ci sarà la polentata e la castagnata in piazza, mentre dalle 20 si esibiranno dal vivo i Novo Sonor grazie ai fondi della legge 7 della regione, dice l'assessore del turismo Cristian Farina. Anche quest'anno siamo riusciti a costruire un programma capace di soddisfare gli interessi dei grandi e piccoli. Bene, 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 siamo contenti di tutta questa cosa, poi l'articolo che non è sito che il programma, poi che nel suo programma l'amo a vedere in particolare, insomma. Il canto a tenore sbarca nelle scuole, laboratori a Lodè, Ottana ed Orgosolo, grande successo della prima tappa del progetto didattico Amparu. Con il laboratorio nella scuola media del paese sono iniziate giovedì mattina le attività di Amparo, il progetto dell'ISRE per dare attuazione al piano di salvaguardia del canto a tenore, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il centro baroniese, terra di grandi interpreti come Preté Dunanu e tante altre voci, fa parte delle oltre 60 comunità coinvolte in questo programma finanziato dalla regione con la legge 1225 e promosso da un raggruppamento di oltre 300 cantori appartenenti alle associazioni Tenore Sardigna e Bocchesa Tenore. E quindi una bella cosa, non tocca a Bizzi, ma poi basta arrivare pure noi. Allora, inocchiamo alunni a lezione di canto a tenore, stamattina si corre a Campole Sissara, iniziativa anche a Ottana e appunto a Orgosolo. Oggi nelle scuole medie di Orgosolo e Ottana si svolgeranno i laboratori del progetto Amparo, ideato dall'ISRE per valorizzare il canto a tenore. Le due comunità sono beneficiarie del programma finanziato dalla regione e promosso da un raggruppamento di oltre 300 cantori appartenenti alle associazioni Tenore Sardigna e Bocchesa Tenore. È una bella cosa. Andiamo da innanzi. Sui pacchi extra UE un dazio di 3 euro. Questo è il numero chi che parte sa politica internazionale, ma visto che lo leghiamo, la tassazione in vigore da luglio 2026, ma in Italia si applicherà dal 1 gennaio. Intesa tra i 27 contro la concorrenza sleale cinese e i rischi per i consumatori. Praticamente dopo essere spacco si pacca 3 euro, poi non si pacca indipendentemente dal suo valore. 3 euro per pacco dal 1 luglio 2026. Gli Stati europei hanno raggiunto un accordo sulla tassazione
dei piccoli pacchi importati nell'Unione con l'obiettivo di contrastare l'afflusso di prodotti cinesi a basso prezzo sul mercato europeo. In Italia un emendamento del governo alla legge di bilancio prevede una tassazione di 2 euro a partire dal 1° gennaio prossimo. E quindi un'altra tangente, vamos po' lo schiordino una cosa. Mutui green, richieste in aumento, Olbia e Cagliari trainano l'isola. Allora, l'età media più bassa, 38 anni. Nel capoluogo gli importi più elevati. Si tratta di mutui green, in Sardegna il mattone verde piace ai giovani. I numeri dell'osservatorio di matuionline.it, comparatore di mutui in Italia, raccontano un'isola che pur con volumi contenuti rispetto al resto del paese comincia a scommettere sui mattoni green. È la provincia di Olbia il territorio che apre la strada agli investimenti green. L'età media dei richiedenti dei mutui verdi scende a 38 anni, la più bassa dell'intera regione. Conta 42 anni e 5 mesi per chi punta su un finanziamento standard. Allora, andiamo a Abbanoa, ecco qua, Abbanoa, il controllo ai sindaci, questa assemblea aerea di Abbanoa, la società perderà 223 milioni di euro. Sardo narra la gestione dell'acqua resterà pubblica, meno male, sia alla restituzione degli aiuti di Stato e per ridurre la quota della regione. Gli azionisti di Abbanoa, regione e 342 comuni sardi hanno scelto la via sì alla restituzione dell'aiuto di Stato da 223 milioni di euro e no all'apertura di una gara internazionale aperta ai privati. Presente l'86,6% del capitale sociale, la decisione è stata presa ieri mattina dall'Assemblea con 92,1% dei voti favorevoli e il 7,99% di astensioni. C'erano il presidente Giuseppe Sardo, protagonista di un lunghissimo intervento introduttivo, la presidente della regione azionista per 70% Alessandra Todde, il presidente di Egas Fabio Altieri e i sindaci, tra cui i primi cittadini di Cagliari, Massimo Zedda, che si è astenuto. Vabbè, non la contano giusta però, Todde, l'interim, riguardano in occhio delle sanitate, l'interim finché è necessario. Prima i DG delle ASL, cioè il nostro commissario, praticamente il Stato l'ha fatto ricorso e come pone il dirigente e quindi non si tratta di contrattare la spoltrona. Ieri Alessandra Todde ha partecipato alla seduta di giunta per la prima volta col doppio ruolo di presidente di regione e assessora alla sanità. La domanda che tutti si fanno è: fino a quando l'interim durerà il necessario? Non mi sento Napoleone Mbava, ha spiegato ieri a margine dell'assemblea di Abbanoa. Ritengo che si debba dare un'impronta e che sia necessario accelerare i percorsi che vanno a rilento. Ci sono cose da monitorare, penso alla costruzione dell'ospedale di San Gavino, il fatto che dobbiamo rispettare il cronoprogramma del PNRR sulle case di comunità. Farò la mia parte, ben sapendo che l'insediamento dei nuovi direttori generali sarà fondamentale per fare in modo che le aziende sanitarie ricomincino a lavorare in modo ordinato e corretto. Quindi serve un modello di rete, vero, anche tra i direttori delle aziende. Se le ASL non collaborano tra loro, non si può parlare di sanità effettiva per i cittadini. Tradotto:
prima arriverà la nomina dei DG, meno durerà, prima arriverà la nomina dei DG, meno durerà l'interim della Presidente, perché ha chiarito: il mio è un interim di servizio per traghettare in modo ordinato questo percorso. Ai 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 ai. Semestre filtro flop, record di bocciati e polemiche roventi se musei danne del concorso a medicina, e adesso spunta l'ipotesi di una sanatoria. A Cagliari solo 24 promossi al primo appello poteschile, universitari furiosi, un disastro annunciato, non azzecca nulla. Saldo IMU, scadenza il 16 dicembre, già ne soglia come beste, poiché una galoppacata. Quest'anno gli enti locali devono adeguarsi alle fattispecie del decreto ministeriale. Confedilizia, attenzione al calcolo, i comuni hanno meno libertà nelle aliquote e quindi tocca tagliare sul calcolo dai nuovo. Allora, entro martedì 16 dicembre va effettuato il saldo dell'IMU dell'anno 2025, lo ricorda Confedilizia, invitando a fare attenzione al calcolo. Il calcolo, se la prima rata del 16 giugno infatti era pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedenti, senza particolari novità, per il versamento del saldo, invece, il calcolo della rata, con conguaglio di quanto versato come acconto, va eseguito sulla base delle aliquote che da quest'anno i comuni dovranno individuare solo tra le fattispecie tipizzate dal decreto ministeriale del 7 luglio 2023, come successivamente modificato e integrato. La novità, spiega l'associazione, è che a partire da quest'anno i comuni non possono più diversificare liberamente le aliquote dell'IMU, ma possono solo fissarle approvando il progetto delle aliquote redatto tramite l'apposita applicazione informatica disponibile sul portale del federalismo fiscale. Il progetto non è più la delibera come avveniva, il prospetto non è più la delibera come avveniva negli anni passati. Viene poi pubblicato sul portale del Dipartimento Politiche Fiscali del MEF e va letto con attenzione in quanto le esenzioni per le riduzioni e le agevolazioni già previste dalla legge, quali per esempio la detrazione di 200 euro per abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9, oppure la riduzione dell'imposta al 75% per gli immobili locati con contratto di canone concordato, non sono inserite nello stesso, ma sono solo richiamate nella sezione precisazioni, poiché vanno applicate senza che il comune possa esercitare alcun margine di discrezione in merito. Le aliquote, inoltre, precisa ancora la Confedilizia, nel caso in cui il comune non abbia provveduto a deliberare le aliquote per l'anno 2025 tramite il prospetto, oppure lo abbia fatto in modo inefficace, per esempio la delibera è stata approvata oltre i termini previsti dalla legge, eccetera, eccetera, in fase di calcolo del saldo IMU si dovrà procedere alla determinazione dell'imposta dovuta applicando non più le aliquote valide per l'anno scorso, ma le aliquote di base stabilite dalla legge, che continueranno a valere sino a quando il comune non avrà approvato una prima delibera con le nuove modalità. Uno schifo totale. Non solo si deve paccare, ma perché posto l'avvocato può comprendere dei test regionali. Influenza sui contagi. C'è un nuovo ceppo. La Sardegna fra le regioni più colpite. Per i bambini il rischio è triplo. Quindi da Seboliteache. Arrestata in Iran, siamo alla pagina Kimbe,
la Nobel per la pace, in cui naturalmente è pure inteso amico mio, Haidan venne dell'Iran, solo può dare male adesso Occidente. La polizia è intervenuta durante una cerimonia, la 53enne è stata anche picchiata. L'attivista Narges Nohamad torna in carcere dopo una manifestazione. Si aprono le porte del carcere per l'attivista iraniana, premio Nobel per la pace 2023, Narges Mohammad, 53 anni, con la sua inconfondibile chioma nera a sfidare il regime degli Ayatollah, è tornata ad arringare la folla in una cerimonia dedicata a un avvocato per i diritti umani, morto in circostanze non chiare. La polizia non ha gradito e l'ha arrestata dopo averla percossa. L'avvocato Khosrow Akilodi era un difensore degli attivisti incarcerati e delle famiglie di uccisi e arrestati durante la rivolta del 2022, scoppiata dopo la morte in custodia di Mahsa Amini, una curda iraniana che hanno intolato in galera solo per incastrare il mucatore, anzi poi non l'ha esposto bene. Il legale è stato trovato morto nel suo ufficio a Mahab, ufficialmente infarto, ma in circostanze che hanno spinto 81 avvocati a chiedere chiarezza alle autorità. Figurati, infarto da aiutato, infarto come a che Putin che lo aiutasse in chimbolare adesso barcone, ecco qua, via libera al congelamento degli asset russi. Hanno votato 25 membri dell'UE su 27. Ok, gelido d'Italia e Belgio. Mantenne su piede in due si staffa San Meloni. Mosca è possibile il cessate-fuoco solo se Kiev si ritira dal Donbass, dato che l'Armata Rosa non resiste a fanare da innanzi e quindi ecco qua che Arzia Saocco e Putineggio l'UE congela gli asset russi. Zakharova narrata, che è la portavoce russa, relazioni con l'Italia in crisi e il Rai. Nonché punimos in mezzo ed homo. Ribatte una cosa gai. Bene, che in questo terminiamo, siete nove di oggi e veramente che come quest'ora avessi intero di Marco, so da che mese, tocca, cioè, è il doveroso che Saida li ha a casa loro che gli spetta. Bene, tancamo siete nove di oggi e non diamo appuntamento, non a casa, anche so, in Domus Bomber a protestare contro la bomber del SRVM e quindi casa non vediamo, ne manco sposare diretta questa partita che non è possibile. Bene, tancamos.